Trascurava, per così dire, la sua attività di medico di base per dedicarsi ad altri servizi che gli fruttavano di più economicamente, ma la Guardia di Finanza di Venezia ha scoperto la sua truffa a danno della sanità. In particolare faceva il medico legale presso agenzie automobilistiche, ovviamente per i nuovi patenti, presso società che gestiscono, diciamo, sinistri stradali o infortuni sul lavoro, per certificare appunto anche come medico del lavoro i vari contesti, e aveva anche uno studio dentistico. Questo non è di per sé vietato, è consentito, però c'è una riduzione proporzionale alle ore che il medico impegna in questa attività extra. L'indagine è partita da alcune segnalazioni su presunti disservizi che il medico 66enne, che operava nel territorio iesolano ma anche a San Donà di Piave, avrebbe arrecato ai propri pazienti nella normale attività ambulatoriale. E abbiamo ricostruito la sua attività extra medico di base dal 2014 al 2019. I militari della finanza hanno dunque eseguito il sequestro preventivo delle somme che sarebbero state percepite indebitamente, quantificate in circa 540.000 euro. Una truffa non da poco, soprattutto considerato quello che è stato il ruolo dei medici di base nell'ultimo anno. Il medico di base ha assunto una figura fondamentale. Si parla del medico di base quale figura che potrà e dovrà eventualmente somministrare anche i vaccini e soprattutto che ha una funzione di ammortizzare l'impatto che questa pandemia ha sugli ospedali. Se manca la continuità assistenziale territoriale e soprattutto il riferimento per tutti i cittadini, per tutti i pazienti e il medico di base, viene messo in crisi poi il sistema.